Vieni a Matera, è ovvio che salverai questo video per sapere dove mangiare la miglior cucina tipica. Parliamo del primo ristorante nato fra i sassi di Matera circa 35 anni fa e che sorge in questa location a dir poco stupenda. E c'è anche questa suggestiva terrazza panoramica. Ho scelto il menù degustazione ed ho iniziato da una serie di antipasti della tradizione. Uno più buono dell'altro e non può mancare un assaggio dei peperoni cruschi. A seguire le orecchiette con pomodorino fresco, salsiccia pezzente e funghi cardoncelli. Capocollo cotto a bassa temperatura e laccato al miele con scarola, una carne che si scioglieva. Poi un fuorimenù, il raviolo liquido con pecorino di moliterno e tartufo. E anche un secondo extra, le ribs con fondo bruno, con la carne che solo a guardarla si staccava dall'osso, una cosa pazzesca. Si chiude con la mousse di ricotta, cioccolato e fichi su biscotto croccante. Da Austin Matera il menù degustazione costa 38 euro. Il locale è anche pizzeria, nominata tra le eccellenti della Basilicata. Austin da non perdere a Matera. Eccoci, buonasera a tutti. Siamo qui con la poesia mitica, la musica e poesia, la puntata numero 46, e questa sera è dedicata alle poesie vincitrici e finaliste del concorso La magia del Natale, la categoria A2, poesie inedite. Diamo il benvenuto alle nostre ospiti. Graziella Secreti, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera Floria Bufano. Buonasera a tutti. Okay. E Elisabetta Iannascoli, che c'è. Elisabetta, buonasera. Ecco, salutiamo anche tutti coloro che vorranno seguirci e ricordo che avremo anche la collaborazione di due attori molto bravi, Rino Soria e Nunzia De Viso, che reciteranno le vostre poesie per renderle ancora più belle, se è possibile. Quindi diamo il via alla sigla e poi cominceremo. Sei nata senza nome e non riesci a sentire. Quando ti chiamo vieni per te far venire a dormire. E mo tu chiami sola, nessuno ti consola, nessuno ti consola, e abbracci stai lenzuola. Ninna nanna restu io che ti scorre in la cuore quando non riesci a dormire. Ninna nanna, ninna nanna, ninna nanna restu io che ti scorre in la cuore. E rieccoci ancora insieme. Vi saluto nuovamente, saluto tutti e cominciamo con Graziella Segreti, della quale cercherò di leggere, di presentare una biografia. Spero che sia il più completa possibile, altrimenti poi Graziella aggiungerà o correggerà. Allora, è nata a Cosenza, è sposata con Vincenzo Serra, il famoso sarto dei liquori, di cui ho un esemplare a casa, molto buono, e madre di Matteo Antonio, 9 anni. È avvocata, specializzata in diritto del lavoro. La vocazione verso le tematiche lavoristiche non è solo la sua professione,
ma la sfera principale del suo agire sociale. Un mondo migliore è possibile soltanto se c'è un lavoro dignitoso per tutti, e come non essere d'accordo. Anche per questo Graziella Secreti è dirigente sindacale CGIL e ha partecipato a numerosi convegni inerenti al diritto del lavoro. Scrive anche per la rivista giuridica Lavoro e Confronto. È impegnata sul territorio nell'associazionismo ispirato alla giustizia sociale, la pace e la riduzione delle disuguaglianze. Fa parte dei comitati a difesa della Costituzione che si occupano della salvaguardia dell'impianto costituzionale, soprattutto di fronte a iniziative legislative che mirano a stravolgerlo. Il suo impegno è mirato inoltre alla valorizzazione massima possibile della sua terra, la Calabria, che ama profondamente in tutte le sue sfaccettature e potenzialità. Si occupa di conservare anche le sue tradizioni popolari, infatti suona il tamburello e fa parte della compagnia di danze popolari About Tarantella, che interpreta e valorizza la tarantella, danza tipica calabrese, che ha una grande valenza storica. Ha pubblicato nel 2012 la raccolta di poesie Ribelle e prigioniera, con il cui titolo sintetizza un attimo il suo essere, per la quale poi lo stesso anno la Commissione Cultura del Comune di Cosenza ha conferito il riconoscimento Nemo Profeta in Patria e la menzione nella raccolta Luci accese al terzo piano, storie di talenti e passioni. Ha vinto il concorso letterario calabrese Primavera dell'Arca con la poesia La musica della natura e ha ricevuto diverse menzioni di merito in raccolte letterarie. Aggiungiamo che ha vinto anche 2 sezioni del concorso La magia del Natale, e di una parleremo adesso. Diamo ancora un'informazione molto importante di Graziella Secreti. Fa parte di Officina Mediterranea e con l'avvocato Giuseppe Storti cura il format Diritti in prima linea, ecco, di cui io ho seguito qualche puntata, in particolare quella di dicembre, La violenza di genere, molto molto interessante. Sotto il profilo biografico ho detto tutto, ho sbagliato qualcosa o c'è qualcosa che vuoi aggiungere, Graziella? No, grazie per la presentazione, di nuovo buonasera a tutti. No, diciamo che sei stata molto esaustiva, poi ascoltare le cose che uno fa è sempre un fascino diverso dal farle e quindi ti ringrazio per questo. Io direi che sì, diritti, Calabria, lavoro, poesia, giustizia sociale, che sono le cose che fanno parte della mia anima e quindi hai descritto la mia anima più che la mia persona, ecco. E quindi direi che è abbastanza esaustivo, grazie. È abbastanza esaustivo. Voglio aggiungere una cosa, dopo chiederò anche alle altre ospiti. Per te la poesia è un rifugio, a un certo punto hai scritto o detto. Allora io ti chiedo, che cos'è la poesia per te? Prima di leggere, prima di passare alla lettura della poesia che tu hai, con cui hai vinto, che cos'è la poesia per te? Io dico sempre che la poesia innanzitutto è qualcosa che va ascoltata. Il poeta non è colui che canta, è colui che ascolta, nel senso che ascolta gli input che vengono dall'esterno, ascolta le proprie emozioni interne, ascolta il mondo così com'è, così come viene rappresentato e cerca di capire anche come dovrebbe essere migliorato. Quindi una componente fondamentale dell'animo poetico è l'ascolto e la capacità di captare il mondo esterno e il mondo interiore. E la poesia è qualcosa che altri prima di me, molto più autorevoli di me, hanno definito come un qualcosa di onesto. La poesia è onesta, cioè la poesia è verità.
La poesia non deve perseguire secondi fini, la poesia non deve scappellarsi di fronte a nessuno, la poesia non deve avere tifosi, ma anzi, semmai la capacità di interpretare il mondo spesso spinge a dare messaggi controcorrente e quindi anche difficili, anche ostici, anche poco digeribili dai più. Quindi la poesia è fedele solo a se stessa, alla propria sincerità. Il poeta è colui che non ha volto in un momento storico in cui tutto è fondato invece sull'immagine. La poesia è destinata a non avere tempo, quindi a durare in eterno. Noi ancora oggi, come dire, fruiamo dei doni poetici di grandi autori dell'antichità, la cui morte fisica non li ha fatti morire da un punto di vista poetico e di messaggi trasmessi. Quindi in un momento storico in cui tutto è effimero, la poesia è eterna. Quindi è un messaggio di forza, in questo senso è un rifugio. Non è solo ciò che è, ma è anche ciò che dovrebbe essere. Quindi segna una strada, una meta, un percorso. Quindi in un'epoca di grande materialismo dovremmo forse riscoprire l'importanza di messaggi onesti, che non sempre sono quelli che vorremmo sentire, eppure rappresentano e rispecchiano la realtà così com'è. Quindi, e poi è un rifugio anche personale, perché è uno strumento che ti consente non solo di indagare l'esterno, ma anche di indagare il proprio interno, di cogliere le proprie emozioni, di esprimerle e di avere anche un feedback di ritorno, perché se le proprie emozioni vengono comprese da chi legge, allora il percorso del messaggio diciamo si è concluso e quindi la poesia è diventata anche comunicazione e interazione con l'altro. Perfetto, mi pare che tu abbia dato una definizione esaustiva al 1000%, hai compreso moltissimi aspetti della poesia e soprattutto quando dici che il poeta deve essere onesto, la poesia è onesta e un poeta deve ascoltare. Mi viene in mente anche l'attività che tu fai, quello che tu fai, la poetessa per professione fai altro e quindi tu la riesci, devi ascoltare, vedi e tante cose che poi traduci, oltre che nella tua attività, anche in versi che devono proprio colpire o come minimo sollecitare delle domande a chi legge quei versi. Non è obbligatorio che chi legge quei versi provi la stessa emozione che noi volevamo comunicare. È obbligatorio che provi, è giusto che provi quale emozione o che magari apra qualche spiraglio diverso. Benissimo, Graziella. Ci sentiamo un po' dopo per la tua poesia vincitrice. Adesso passiamo a Floria. Ci sei, Floria? Ciao, Allora, Loredana. ciao, qualche notizia biografica. È nata a Napoli, è laureata in lingue e letterature straniere e ha conseguito 3 master. Dal 2021 con la casa editrice Apeiron pubblica l'Agenda Nova, che è ideata e redatta da lei stessa, con spiegazioni, approfondimenti, aforismi, detti, motti, versi di autori latini e greci. E se non vado errata, sei stata anche premiata per l'Agenda Nova 2026 che è già uscita, sei stata premiata come per il tuo impegno per la diffusione della cultura, se non vado errata. Sempre con questa casa editrice hai pubblicato nel 2015 il racconto per bambini Un cassonetto a dieta, nel 2022 un altro racconto Scendo un momento giù,
e nel 2023 ha partecipato alla pubblicazione di poesie inedite nel volume dal titolo Di impavida poesia, a cura di Rita Felerico, la casa editrice è La Valle del Federico. Tempio. Federico, ho sbagliato accento. Nel 23 ha pubblicato la silloge dal titolo Poesie sull'insignificanza, pensamenti in versi sull'amore, sempre La Valle del Tempo, e il calendario 2024, itinerario culturale nelle piazze di Napoli in cerca della sirena Partenope. Nel 24 ha pubblicato la silloge dal titolo Ialine Trasparenze, che ha avuto la prefazione del poeta Antonio Spagnolo e che, se non sbaglio, è stata premiata, è risultata vincitrice del premio speciale Poesia Contemporanea 2025 in Spoleto Art Festival, quindi è un premio che hai ricevuto relativamente da poco, insieme a quello che hai ricevuto da il Festival della Magia del Natale. Dimmi se ho trascurato, dimenticato o se vuoi aggiungere qualcosa alla biografia. Dopo ti faccio la domanda sulla poesia. Ok, no, certamente diciamo che ci sono anche altri premi, sempre Ialine Trasparenze, ha vinto il premio Iguana, il terzo posto del premio Iguana, ha vinto il premio Bancarella per la poesia e siamo stati anche a Narni per la presentazione del Festival della Letteratura 2025. Insomma, un po' di cosine, sì. Quindi questo per la poesia. Per quanto riguarda l'agenda, invece, che è stata un'idea che mi è venuta 5 anni fa, è l'unica agenda che porta appunto tutte queste espressioni in latino o in greco, di cui io espongo praticamente degli approfondimenti. Io faccio uno studio per tutto l'anno, per l'anno successivo. Io già sto lavorando per l'agenda del 2027 adesso, quindi mi porterà ovviamente fino a fine settembre questo lavoro e anche perché è uno studio, un approfondimento attraverso i testi. E poi la cosa bella è che siamo stati premiati con il premio Oscar Wilde per la letteratura. L'agenda è l'unica agenda, posso dire, sul territorio nazionale, forse europeo, che ha avuto questo premio per la letteratura, per la diffusione della cultura. Quindi è una cosa che veramente ci ha fatto piacere ricevere e anche l'editore è stato veramente molto contento, Gianni Di Costanzo. Comunque, Quindi sì. quindi è un premio meritatissimo quello per la diffusione della cultura, perché l'agenda le agende che hai già redatto, di cui stai preparando la prossima, diciamo, ti occupano, ti impegnano culturalmente, oltre che perché per diffondere, per dare, bisogna avere. Quindi Allora, sì, l'idea è quella appunto io ho studiato il latino sia al liceo che all'università. Lo studio del latino ovviamente comporta tutta una serie di passaggi. Io propongo il latino anche delle espressioni in greco in modo tale che possano essere accattivanti. Mi dicono molte persone che incontro e che hanno comprato l'agenda oppure la regalano, proprio è un dono, è una chicca. Mi dicono, Floria, guarda, io a scuola odiavo il latino, perché ovviamente viene proposto in modo scolastico.
Tu mi hai fatto innamorare del latino, perché per ogni espressione io vado alla ricerca del contesto storico dell'autore, perché è stato, cioè da chi è stato detto, in che occasione, verso chi è rivolto, e quindi a volte, insomma, racconto delle storie. Quindi ecco, nasce questa curiosità intellettuale anche da parte del lettore. Certo, ma questo vuol dire, cioè c'è una premessa importantissima, che tu la sai destare la curiosità intellettuale, perché altrimenti uno la sfoglierebbe e poi la chiude e basta. Complimenti. È la bravura di un insegnante. Ecco, è la bravura di un insegnante. Infatti stavo pensando anch'io che un insegnante è più predisposta a rendere accattivante una materia, la sua materia ed altro. Bene, allora adesso ti faccio una domanda sulla poesia. A un certo punto tu pubblichi un volume dal titolo di Impavida poesia. E poi io ho letto qualcosa, però vorrei che lo dicessi tu, quelle ialine trasparenze, che cosa, poeticamente parlando, che cosa sono? Allora, prima perché poesia impavida, e poi allora, quello che vuoi sulla poesia. L'Impavida poesia non è un libro, non è una silloge mia personale. C'è questa poetessa che è Rita Federico, che ha curato la pubblicazione di questo libro, inserendo 6 poesie da parte di ogni autore dal mondo. Per cui, insomma, ecco, io ho contribuito con alcune mie poesie, però ci sono anche altri poeti o poetesse, ed è bello proprio perché quando abbiamo fatto la presentazione, che è stata fatta, voglio ricordarlo, presso l'Archivio di Alisi, che è un posto spettacolare, perché Dalisi è stato un grandissimo architetto e la sua è una casa museo, e quindi abbiamo avuto questo confronto con poeti di altre nazionalità. Invece, per quanto riguarda Ialine Trasparenze, questo titolo mi è venuto, diciamo, quasi spontaneo, perché diciamo che la poesia, proprio per la sua essenza, per il suo modo di essere, che non è prosa. No. La prosa un po' si dilunga, la poesia deve essere sintetica, deve far nascere l'emozione, e non è detto che l'emozione, il sentimento che prova, che vuole far suscitare il poeta, sia lo stesso di quello del lettore. Quindi quando però noi diciamo, io sono anche dell'idea che la poesia è lentezza, perché bisogna appunto avere la capacità di far emergere emozioni, sentimenti, e di saperli gustare per poterli esprimere. Il far emergere però queste emozioni a volte non possono essere emozioni positive o anche negative, per cui a volte abbiamo paura di ricordare determinate cose o anche rievocare attraverso parole, attraverso profumi, determinate sensazioni. E quindi per proteggerci mettiamo un vetro ialino che ci permette di vedere, di sentire di nuovo quelle emozioni, ma nel contempo ci protegge perché diciamo, questo vetro ialino ci dà la possibilità di, ecco, rimanere un attimo con una certa distanza, ma comunque è un vetro, quindi riusciamo a A vederlo vedere in bene. netto. Sì,
Mi collego a due cose che hai detto. C'è una grande differenza tra prosa e poesia. La poesia deve essere breve. Infatti c'è qualcuno che ha scritto, in questo momento mi sfugge il nome, la poesia riesce a dire tanto in poche parole e quindi entra subito, diciamo, al Sintesi. centro dell'argomento. La bellezza della poesia è la sintesi, Ecco. perché io in un racconto, in prosa ovviamente, posso dilungarmi nelle descrizioni, nei personaggi, in tante cose, in momenti, ecco, clou di un racconto. Ma la poesia invece in parole, bisogna scegliere le parole giuste, le parole adatte per far dare la possibilità al lettore di esplicitare, di comprendere l'emozione che si vuole comunicare. Quindi emozioni sicuramente positive, ma anche negative. Anche negative. Quindi, Ecco, anche mi negative. a una cosa che hai detto prima, la poesia come lentezza. Lentezza non Lentezza. solo per far riaffiorare emozioni oppure osservare, eccetera, Sì. ma lentezza anche nel momento della composizione, perché la Sì. scelta delle parole, e non siamo noi a Importantissimo. dirlo, è importantissima. Con una Sì. parola uno può dire tutto o tanto, più che non Questo con l'abbiamo imparato dai vari poeti, ovviamente, dal panorama dei poeti che... Ecco, e mi vengono, mentre parlavi e dicevi questo, mi venivano in mente le foto dei manoscritti di Leopardi, delle poesie di Leopardi, Ecco. con tutte quelle correzioni, quei cambiamenti. Esatto. E perché appunto la poesia deve essere, la poesia di getto esiste, c'è chi scrive di getto. Certo. A mio avviso... Però a volte una parola può sostituire in modo più egregio un'altra, dando proprio, rispecchiando quell'emozione, quello che si vuole che si vuole comunicare. Sì. Perfetto. Bene, allora adesso passiamo alla nostra Elisabetta, la terza ospite, Iannascoli, che è nata a Montesilvano, in provincia di Pescara, se non sbaglio, che ha conseguito il diploma di maturità scientifica e quello di maturità magistrale, laureata in lingue e letterature straniere e master in DSA, disturbi specifici dell'apprendimento, comprendendo quindi dislessia, discalculia, disortografia ed altro. Disturbi che sono molto, molto diffusi ai nostri giorni, o meglio, dico, c'erano anche una volta, solo che adesso vengono diagnosticati. Dopo eventualmente parliamo un attimo di questo. La sua prima passione è la pittura e si è accostata alla poesia da diverso tempo, riportando risultati positivi in vari concorsi letterari, che non cita. Dal 2012 collabora con Area Studio Danza Battito Dali di Bologna e con l'associazione culturale Vento Notturno di Pescara, Montesilvano, Spoltore. In questo momento sta collaborando come giurata per un conosciuto concorso letterario. Ecco, allora intanto vedi se vuoi aggiungere qualche cosa, dopo eventualmente ti faccio qualche domanda. Ho mandato una biografia molto stringata perché dopo il 2010 sinceramente ho abbandonato un po' queste attività che erano nate un po' per un'esigenza personale. Quindi la pittura in realtà l'ho praticata sempre, sin da bambina, sin da ragazzina. Alla poesia mi sono accostata più tardi, in seguito ad alcune vicissitudini personali, alcuni stati d'animo che mi avevano un attimo destabilizzato. Poi nel 2010 il lavoro a scuola è diventato veramente molto più pesante, molto più impegnativo. Ho abbandonato questi miei, non voglio dire hobby, ma queste mie passioni. E l'ho ripresa
da un paio d'anni a questa parte come sono andata in pensione. E in questi 2 anni, sinceramente, i risultati sono stati ancora più soddisfacenti che negli anni precedenti, anche se ho avuto diversi riconoscimenti, diversi premi anche prima del 2010. Però in questo ultimo periodo mi ha fatto molto piacere vedere una mia poesia sulla violenza sulle donne, Papaveri Rossi, che è stata proiettata il 25 novembre prima della proiezione del film C'è ancora domani della Cortellesi a Bologna. È stata poi anche promossa fuori concorso in un contest di poesia e foto a Capasulla di Caserta e è stata anche riproposta e proiettata durante gli incontri in biblioteca con i ragazzi delle scuole. E questo è un lavoro che ho fatto in collaborazione proprio con l'associazione Battito Dalia. Io avevo questa poesia, loro avevano l'esigenza di realizzare un video, un cortometraggio, un balletto che proponesse in una maniera abbastanza forte la violenza sulle donne, e quindi è stata utilizzata questa mia poesia, che oltretutto poi è stata anche, ha partecipato anche a Roma al premio No Amore Oltre il Tunnel, che è un concorso di cortometraggi contro la violenza di genere istituito dalla Fondazione Avvocatura Italiana con la Commissione delle Pari Opportunità del Consiglio Nazionale. E poi è stata proiettata anche a Sassuolo, a Pianoro, e ha avuto il patrocinio dei comuni della Romagna, di alcuni comuni della Romagna. Quindi questa per me è stata veramente una grande sorpresa, una grande soddisfazione. Grande riconoscimento, sì. Quindi, sì, scusami. No. Vai. L'altro riconoscimento che mi ha fatto piacere quest'anno è stato aver avuto la menzione d'onore, di merito, anche al concorso Dietro le sbarre al Salone di Torino per una poesia appunto sulla situazione delle carceri, di un carcerato, di un ragazzo che si ritrova in carcere. Quindi c'è da dire che in questi ultimi anni, più che la mia poesia, più che rispecchiare i sentimenti e le emozioni che mi ero trovata a provare nel passato, si è accostata più a dei temi più sociali, e devo dire che mi trovo anche dentro bene. È una poesia civile che è molto importante di questi tempi, perché non dobbiamo scandagliare solo il nostro io, che è importante anche quello, ma dobbiamo anche essere aperti, avere gli occhi aperti su quello che succede intorno a noi. Purtroppo. Sì. Io volevo chiederti il rapporto tra pittura e poesia. Tu hai detto che sei partita con la pittura fin da bambina e dopo sei passata alla poesia. Che rapporto c'è per un pittore poeta o poeta pittore tra le due arti? Allora, la pittura per me è mettere a nudo la mia anima senza doverla mettere veramente a nudo, perché in realtà nel quadro tu puoi vedere ciò che vuoi, ma non è detto che poi io abbia espresso veramente quello che una persona che si trova davanti a un quadro abbia pensato. Nella poesia sono più timida, mi ritrovo a essere più riservata, più chiusa, e quindi ho sempre paura di tirare fuori un po' troppo di me. Forse è per quello che nella pittura mi sento più a mio agio. Più libera, ti senti più libera di esprimerti, perché in qualche modo mimetizzi. Mimetizzi molto, anche se chi ha giudicato le mie opere, le ha premiate, ha detto che nel mio modo di dare il colore così forte, così irruento, si rispecchia un qualcosa che sicuramente mi appartiene. Ok, bene, allora mi pare che Floria debba andarsene alle 45. Sì, allora ho un impegno. Ecco, se
Sì, Graziella è d'accordo. Io partirei con la sua poesia, quindi dopo lei va, ci legge anche la seconda e Sì. poi noi 1, 2, 3 continuiamo. Può essere, Graziella, ti va Sì, bene? va benissimo, Ok, certo. allora di sicuro il regista ci starà sentendo e la poesia che ha permesso a Floria di arrivare al secondo posto nel concorso La magia del Natale si intitola proprio Natale. E un titolo, ecco, Natale, un titolo molto sintetico, molto essenziale, com'è essenziale tutta la poesia. In questa poesia, in cui diciamo c'è un Natale espresso come esperienza di fatica e di oscurità, in questa poesia non si può eliminare nessuna parola, non si può sorvolare su nessuna parola, perché ogni parola ci dice qualcosa. Quindi è così raggrumata, così piena di contenuti, di tematiche, che non ci si può perdere, perché a mio avviso Floria, componendo almeno questa poesia, ha proceduto molto per sottrazione. Cioè sottrazione nel senso che ha tolto tutto quello che poteva risultare non fondamentale, ma che poteva risultare superfluo, però, e va dritta dritta. Allora, detto questo, perché io sono dell'avviso che le poesie non si spiegano, perché la poesia, i versi dicono già tutto, dopo questa breve introduzione, io direi, chiederei a Donato di far passare l'interpretazione, la recita di questa poesia da parte di Rino Soria. Natale, notte buia, avanza lentamente l'uomo, il passo malfermo, il cuore pure. Respirando con affanno la polvere, conduce per mano il docile suo amico, vigili entrambi sul carico prezioso. Sembrano percorrere faticosamente lo sterminato cielo nero, attraversando tenebre imbevute di dubbi millenari. Genitori di un altro onnipotente seme, obbedienti a compiere nella regale nascita la resurrezione dell'umana progenie, attraverso la morte di un figlio che tra poco sarà solo un bambino. Interpretazione di un'efficacia unica, secondo me. Tu che bella, sei la... molto bella. Ecco, e vuoi dire qualcosa prima che magari io faccia qualche appunto veloce? Vuoi dire qualcosa su questa poesia? Allora, niente, io mi sono voluta soffermare appunto sull'essenzialità del Natale. Il Natale, ovviamente, io l'ho studiato sia nei Vangeli che nella Bibbia che nei Vangeli apocrifi, più che altro, dove appunto si parla del cammino che fanno Giuseppe e Maria prima del parto e anche proprio al momento della nascita di Gesù. Che cosa poteva rappresentare questo evento? Quindi è anche un riconoscimento da parte delle persone che arrivavano alla grotta. Quindi i pastori, sono arrivati per primi i pastori, la gente più umile, e infine poi sono arrivati i re magi che rappresentano, insomma, diciamo quasi il gradino più alto, anche se comunque con magi noi possiamo dire che erano degli uomini saggi, e quindi dei sapienti, non proprio dei re, quindi il loro riconoscimento era proprio sulla sapienza, sulla conoscenza. E poi il fatto che questo bambino rappresentava, cioè avrebbe rappresentato la resurrezione già nel momento in cui nasce. Infatti, un aspetto importante che colpisce è proprio quello che si evince dagli ultimi versi, in cui Natale e Pasqua
nascita, sacrificio e E morte. morte sono completamente legati, sono fusi insieme perché il mistero, diciamo, del Natale si conclude solo a Pasqua e a Pasqua forse si può sperare in un altro Natale, in una rinascita. E se- Anche perché comunque Gesù è nato in una mangiatoia e la mangiatoia ha tutta una serie di rappresentazioni, una metafora, ma comunque è nato nel legno e muore su un legno. la croce. Quindi, insomma, ci sono varie analogie tra nascita e morte Anche sotto di questo questo profilo. bambino che poi era solo un bambino alla nascita, ecco, nella sua semplicità, ecco. Ecco, io volevo soffermarmi un attimo sulla figura di Giuseppe. Giuseppe che secondo me è il simbolo dell'uomo, il simbolo dei dubbi millenari che Sì, l'uomo, diciamo, ha vissuto e a cui non ha ancora sì. dato risposte. È il cammino di Giuseppe col suo fido amico, con questo prezioso seme che deve conservare, è il cammino dell'uomo, dell'umanità, che avviene Sì, proprio nel buio, con fatica, con il respiro sì, affannoso. Quindi questa figura di sì. Giuseppe mi è tanto piaciuta ed è così presentata così bene che ti resta impressa. Anche perché, ripeto, Giuseppe è un personaggio molto attenzionato perché comunque è vecchio. sì, Lui aveva già avuto comunque dei figli ed è un uomo pieno di fede, quindi si vede in Giuseppe e Maria che sono dei genitori che però portano avanti un seme che non è loro. certo. E quindi ecco, c'è una fede profonda e anche diciamo, un sapere, una speranza appunto di una risurrezione, che questo porterà poi a un evento che è la risurrezione, la cosa più importante. E c'è anche però in questo Giuseppe l'obbedienza, il concetto di Sì, obbedienza. sì, L'obbedienza appunto, però la fede. faticosa. È vero che lui ha la fede, però è un'obbedienza, una fede faticosa, che non Faticosa, nasce sì, così spontaneamente. anche perché lui avrebbe dovuto poi comunque cacciar via Maria per quelle che erano le leggi del tempo, sì. Dell'epoca. Quindi ricusarla, insomma. Invece lui non fa questo gesto, quindi Certo. eh, ha questa obbedienza appunto nel sapere che sta facendo la cosa giusta in quel momento. Anche se gli costa fatica, anche se gli costa fatica, perché cammina lentamente, faticosamente nel cielo buio. Buio. Senti, Floria, io adesso non so se tu devi andare proprio adesso, in questo Io momento posso leggere la poesia che la seconda avevo poesia. pensato, sì, di leggere e così poi vi saluto. Ecco, e ti dico che eventualmente dopo le domande che ti hanno posto gli ascoltatori le guarderai con calma e Sì, risponderai, assolutamente, certo. Ok, assolutamente. vuoi leggerla? Sì, allora la poesia è tratta appunto da Ialine Trasparenza, si intitola Paesi. A volte immagino, catapultata in improvvisi ricordi, i marciapiedi assolati di un vecchio paese, quasi nudo di gente, che anche le lucertole hanno disabitato le loro tane, e così povero che anche le formiche ha sgombrato gli angusti nascondigli. Bambini, ormai vecchi sdentati, ridono ancora, sommessi, in segreto, di recondite storie mai confessate, eppure 1000 volte ripetute. Paese lontano, che scompari laggiù, anche le porte vengono serrate. Paese lontano, che muori laggiù, ormai non esiste nessuno che ti ricordi più. È È una veramente poesia dedicata alla cultura, alla scuola, nel alla momento in cui la scuola
non ci sono più bambini che vanno a scuola, Lo scompare un spopolamento, paese, certo, scompare l'umanità. E scompare, e quindi, scompare chi deve ricordare cosa c'era, esatto, come i- vivevano. questi vecchi che rappresentano la saggezza e che un tempo erano bambini, quindi a malapena cercano di vivificare questo paese e mi fanno molta tenerezza, ecco. Io non mi soffermo perché avrei tante cose da dire anche su questa poesia, ma non mi soffermo anche perché tu devi andare e perché le altre ospiti stanno aspettando. Ovvio. Ecco, Io vi per incontrarti. ringrazio Dai, veramente tutti quanti voi, per me è stata veramente una grande gioia. anche per noi è stato un arricchimento averti. Bene, ciao, Grazie ciao, e grazie a auguro a te. tutti buona serata. Grazie a te, grazie. Allora, adesso passiamo a Graziella Segreti con la poesia vincitrice, che è Un Natale antico. Anche qua dirò poche cose perché dopo eventualmente ne parleremo dopo la lettura. Un Natale antico, già il titolo è significativo, non è un Natale del passato, è proprio antico, è molto lontano, perché è un Natale che ruota intorno alla memoria, alla perdita dell'innocenza e, e la ricerca della fatica del vivere adulti. E poi c'è però anche una certa speranza, perché alla fine persiste una certa speranza. E il Natale quindi non è descritto come un evento presente, ma come un ricordo carico di emozioni. Infatti a un certo punto, cioè, comincia con un grappolo di emozioni, questa poesia, un grappolo di emozioni che affiorano anche con delle situazioni concrete in cui sono coinvolti tutti gli organi di senso. E dopo ci sono tante altre cose di cui vorrei parlare, però adesso passiamo subito alla lettura da parte di, mi pare che sia Nunzia stavolta. Passiamo alla lettura di Nunzia e poi ne parliamo insieme, Graziella. Certamente, volentieri. Un Natale antico. Un grappolo di emozioni riecheggia nel ricordo fervido di un Natale antico. Il desiderio di una stella, il respiro su un vetro innevato, il mondo stretto nell'ansia di un'attesa. Riesco a scorgerti nei riccioli scomposti sul vestito rosso a festa, mani ribelli in mani sicure, pronte ad afferrare l'esplosione del domani. Sei dentro eppure non sei più. Riaffiori nella lettera invecchiata che mi scorre tra le dita, nella tavola imbandita da sapori mai scomparsi, di cannella con le noci e di fichi fatti a croci. Sento la tua innocenza, desidero quel desiderio di un gioco mai arrivato, la tua attesa di un domani che già ieri è diventato, la certezza ormai svanita che il sol bene è il senso della vita. Eppure il Cristo nasce ancora, squarcia la notte e afferra l'aurora, ad ogni buio dona il mattino e la vita rinasce nel pianto di un bambino. Meravigliosa anche questa interpretazione, vero Graziella? Moltissimo, infatti ringrazio l'attrice vivamente. Adesso vuoi dirci qualche cosa tu di questa poesia? Ma questa poesia io ogni volta che ho scritto a Natale e sul Natale l'ho fatto guardandolo il Natale, quindi guardando il Natale fuori di me. Quindi ho visto il Natale nei luoghi dei sorrisi, ho visto il Natale nei luoghi del pianto, le tavole imbandite, i posti vuoti, i luoghi dell'allegria e i luoghi del dolore. Quindi questa volta la poesia che ho sentito di scrivere è stato pensare al Natale come uno stato d'animo. Ecco, lo diceva qualcuno in un commento, non una data ma uno stato d'animo, ecco.
quindi è nata da un ricordo che mi ha fatto riaffiorare le emozioni del passato, di come da bambini si vive il Natale, di come da bambini alcune cose determinano alcune emozioni che nel tempo scompaiono, e come dicevi tu, questo mi ha portato a riflettere sulla fatica del passaggio dall'infanzia all'età adulta, dove finisce il tempo delle illusioni e inizia quello della realtà. E però c'è una chiave di speranza, perché nonostante calano le bende, nonostante si veda la realtà così com'è, ecco, ciò che ci fa andare avanti e ciò che muove il mondo è la speranza che il futuro sia sempre migliore, e infatti ad ogni notte segue il giorno, e ad ogni Natale il Cristo rinasce, nonostante tutto e nonostante tutti. Sì, mi collego subito a quest'ultima parte che hai detto, che è l'ultima strofa, sono gli ultimi versi. Volevo parlare anche della figura del bambino, perché all'interno della tua poesia ci sono tante antitesi: il bambino che c'è e che non c'è, lo ieri che è diventato il domani che è già ieri. Ce ne sono tantissime su cui riflettere. Però mi è piaciuta tanto l'ultima parte, quando dice questo spiraglio di speranza: eppure il Cristo nasce ancora. Poi c'è questo verso meraviglioso, così forte, a causa delle grazie, non a causa delle allitterazioni di R: squarcia la notte e afferra l'aurora, e poi ad ogni buio dona il mattino, e adesso si addolcisce e la vita rinasce nel pianto di un bambino. Quindi, dopo aver percorso tutta una situazione, tutti dei momenti di illusione e disillusione, desideri che non si sono avverati, il bambino che aspettava quel dono, quel regalo, l'adulto che aspetta un mondo migliore su cui forse non crede più, però alla fine la vita rinasce. Volevo farti una domanda: quel bambino non è un bambino, secondo me, secondo la mia interpretazione, ma sai che dopo È un'interpretazione... una bambina. È una bambina, anche perché è il vestito rosso, ma sei tu bambina. Quindi Certo. all'interno di questa poesia ci sei tu bambina e tu adulta, un'altra antitesi all'interno di questa meravigliosa poesia. Ed è una bambina che io ho visto con gli occhi dei ricordi. Certo, vestita di Quindi rosso. ho visto questa bambina e ho visto e ho risentito le emozioni che lei provava, e ho visto che sono diverse dalle emozioni che vivo ora, ma poi non sono tanto diverse, perché una parte di noi rimane sempre bambino, ed è quella è la parte più sentimentale, è la parte più emozionale di noi. E quindi mi è piaciuta molto la tua riflessione sul titolo, perché un Natale antico non è un Natale passato, è un Natale tradizionale, è il Natale vissuto dai bambini sempre, oggi, ieri, ma anche domani, in questo senso antico, anche in senso di autentico. Certo, e leggo un ultimo verso che mi è molto piaciuto: desidero quel desiderio. Il bambino e l'adulto, l'io bambina e l'io adulta, avvertono con forza un desiderio, la bambina del gioco, l'adulta di un mondo migliore. Fino a quando c'è un desiderio, c'è un sogno, c'è un agire per un qualcosa, allora c'è vita. Certo, e c'è speranza. E c'è infatti speranza. la poesia sfuma dolcemente nella speranza. Ecco, io vedevo passare delle domande, non so se tu le hai viste, hai preso nota, perché io non è che ci veda delle domande proprio riguardo la tua poesia. Le vedi, vuoi sceglierne qualcuna? Avevo visto qualcosa sulla fede. Sì. Vediamo se Donato la rimanda.
c'è una tensione fortissima tra l'innocenza e la disillusione del tempo. Scrivere questa poesia è stato un atto di nostalgia o un gesto di resistenza? Bellissima questa domanda di Tiziana. È stato un atto di speranza. È stato No, un atto né di l'una speranza. né l'altra. La È speranza stato un atto di speranza, perché, ripeto, guardare al mondo con gli occhi di un bambino e conservare quella parte emozionale significa sperare in un futuro migliore. Pensiamo al mondo che abbiamo oggi, che è governato da momenti di guerra e di sofferenza terribili. Ecco, se facessimo emergere il bambino che è in noi, che vede il bambino che vede le cose in modo semplice, da una parte c'è il bene, da una parte c'è il male, ecco, semplificare il complesso forse sarebbe anche più utile in questo momento, e il mondo forse sarebbe governato da sentimenti più sani. Certamente vivremo meglio proprio. E alle altre domande risponderai dopo tu privatamente, mi dispiace ma ci siamo dilungati tanto. Allora adesso passiamo a Elisabetta con la sua poesia bellissima, Il mio Natale. Ecco, questa di Elisabetta, ancora dico poche cose, è una narrazione poetica di un Natale come esperienza emotiva e relazionale, il cui centro è il calore che dice non è quello dato dalla stufa, ma il calore delle relazioni, è il calore dei rapporti umani, è il calore della famiglia. Dopo è molto importante la figura della madre, insomma eventualmente ne parleremo. Quindi c'è un Natale che viene presentato con questa carica emotiva positiva, sia nella preparazione in famiglia, sia nella ritualità. Anche preparare il Natale in famiglia è un rito, però poi tu descrivi, racconti i riti proprio cristiani, religiosi, sacri, che tu celebravi, cioè a cui tu partecipavi con la mamma e con il papà. Hai altro prima la facciamo leggere prima, dopo eventualmente. Allora sentiamo la lettura di Rino. Il mio Natale. Ciò che ricordo è il calore, non quello della vecchia stufa con la pentola d'acqua a bollire e i panni stesi sui fili ad asciugare, un calore che ti avvolgeva fin dentro le ossa e accompagnava l'attesa di quella lunga notte santa, il calore dell'amore. Il profumo dei cagionetti di marmellata d'uva fatta in casa, tutti noi intorno al tavolo con i fagioli che sfuggivano alle loro caselline al ritmo dei numeri fortunati. Mia madre sapeva cos'è il Natale, la magia di ogni passo, attimo o respiro, le risa, l'albero, il presepe e le decorazioni. Forse tu, mamma, non rammenti le lucine per l'albero, le preparavamo insieme, una per una, scintillanti formine con la velina trasparente delle Rossana. Io lo ricordo bene, quando fra i rami di pino spolverati di farina brillavano come rosse lucciole nella penombra della stanza tra i riflessi ingigantiti di incomprensibili disegni. A mezzanotte la messa, incanto di sacro e di preghiera, e noi fanciulli che stanchi per i giochi e l'ora tarda ci addormentavamo sui banconi, lungo le navate poco illuminate dell'accogliente chiesa. L'unica luce era quella delle candele intorno alla statua di Gesù bambino, avvolta nel suo velo bianco a coprire le membra nude e a riscaldar quel corpo che pensavamo avesse veramente freddo. A piedi riconquistavamo la nostra casa. Papà avvolgeva teneramente fra le braccia sue calde mio fratello e tu, mamma, sotto i radi fiocchi di neve ci trascinavi lungo la strada buia, rischiarata dai ricordi e dalla gioia di quei suggestivi attimi. Ed ora cerco anch'io ogni volta di rinnovar quelle piccole gesta, poiché è ancora Natale. Bellissima, bellissima la poesia, bellissima l'interpretazione. Elisabetta, vuoi dirci qualcosa? Bravissimo, sì, molto bella la poesia. Complimenti.
È nulla, è una poesia di ricordi, di memorie che io vorrei che al giorno d'oggi forse anche una minima parte dei bambini di oggi riuscissero a captare quello che ho potuto provare io quando ero bimba, questo amore che aleggiava in casa mia nel periodo natalizio, era grandissimo. Quindi mi sembra quasi di aver scritto un qualcosa per spiegare ai bambini di oggi che il Natale non è solo il regalo sotto l'albero, non è solo il mangiare, il cenone, il pandoro, ma che è tutt'altro, è un qualcosa di più caldo che li deve avvolgere. E quindi, come ho fatto a scuola con i miei bambini, che cercavo di far vivere il Natale in tutti questi anni nella maniera più positiva possibile, lo faccio anche con i miei nipoti adesso, logicamente. E questo ricordo della mia mamma che sinceramente si prodigava veramente tantissimo per farci vivere questa emozione. E noi l'accompagnavamo in tutto quello che lei proponeva, faceva, ci piaceva proprio partecipare, essere coinvolti, anche la messa, la notte. Certo, un bambino quando ero piccolina, mio fratello era piccolo piccolo, non è che poi una massa passi la strada di notte per andare in chiesa, però poi c'era un incanto anche lì dentro la chiesa e quindi la si viveva. Volevo dire, mettere, già Jenny mi pare ti avesse fatto una domanda, ma è già passata, la centralità della figura materna. In questa tua poesia, la figura centrale, il tema è il Natale, però la figura centrale è la tua mamma. E quello che mi piace tanto, oltre a tanti altri versi, mi è piaciuto, e tu mamma, sotto i radi fiocchi di neve, ci trascinavi lungo la strada buia. Quindi questo valore, questa importanza della mamma che non solo vi aiuta a preparare le luci, a preparare il presepe, a preparare il banchetto, ma anche vi guida nella strada buia che può essere la strada della vita. E poi un altro messaggio che io ho colto e che secondo me è molto importante è la continuità tra passato e presente, perché tu ti sei assunta, tra virgolette, quasi un impegno morale, quello che dicevi prima, di trasmettere il Natale così come lo hai vissuto tu e com'è, e che è il vero Natale, di trasmetterlo agli altri. E finché ci sarà questo impegno morale, ci sarà il Natale. Io lo spero e me lo auguro con tutto il cuore, come diceva prima l'altra Graziella, è una speranza che noi riponiamo in un futuro che possa essere ugualmente positivo, bello, con dei valori, si ritorna a dei valori veri. Certo, perché dice, poiché, finisce la tua poesia con questo verso, poiché è ancora Natale, quindi è la speranza che abbiamo. Anche qua io ho visto tante domande che sono state poste alla tua attenzione. Adesso ecco, vediamo qua. Michele De Simone, Natale, la festività, no, non è una domanda, la festività più suggestiva, aspetta adesso ha cambiato, Veronica, il momento della messa di mezzanotte è visto con occhi di bambino, capace di credere che persino il bambino Gesù abbia freddo. Quanto conta per te quello sguardo ingenuo nel dare senso alla fede? Bella domanda. Molto bella. Allora, conta tantissimo, perché secondo me, allora io sono stata abituata al catechismo, alla comunione, a chiesa, si andava in chiesa la domenica, noi bimbe dovevamo prepararci, quindi in effetti ha contato molto poi in me, anche se io per certi aspetti non sono una praticante o una credente al 100% in tutto quello che dice la Chiesa o che si dice oggi della religione, però mi è rimasto un qualcosa che mi porta a credere in questa figura di Gesù.
non so cosa sia dentro di me, se è una reminiscenza del passato, se è un qualcosa che mi tocca prescindere, però è un qualcosa alla quale rimango legata profondamente. Adesso per esempio che sto leggendo il Vangelo secondo Gesù Cristo di Saramago, mi sembra di vedere un qualcosa talmente diverso, talmente distaccato da quello che io ho sempre letto, ho sempre ascoltato, che faccio una fatica immane a volte a pensare in questo che sto leggendo, a credere in questo che sto leggendo, però in realtà riporta tante verità. Verità dalla parte di Giuseppe, verità dalla parte di Gesù, verità anche da parte della Madonna, di questa figura della madre. Però non so. Domande che ci poniamo, e finché ci poniamo domande vuol dire che siamo vive, no? No? Sicuramente. Intellettualmente, diciamo, moralmente, spiritualmente. Ecco, anche tu dopo vedrai tutte le domande che ti sono state poste e risponderai. Prima aveva sottoposto alla nostra attenzione Rina Donato una domanda per Graziella. Vediamo se si ricorda qual è. Sì, e così dopo passo subito la parola a Graziella per rispondere e per leggere l'ultima poesia. Allora, per Graziella c'è una tensione fortissima tra l'innocenza, solo il bene in senso della vita, e la disillusione del tempo. Scrivere questa, no, l'abbiamo già fatta questa, quindi non occorre che la facciamo. E dopo guarderemo le altre perché io me le sono perse, erano talmente tante. È molto bella questa domanda, Sì, è molto bella. Sì, in realtà non era una negazione, era solo un aggiungere. È stato un atto di nostalgia, un gesto di resistenza e soprattutto un tentativo di speranza. Certo. Allora adesso ci stiamo volgendo al termine e chiudiamo con la lettura di una seconda poesia. Ognuna di voi leggerà la seconda poesia che ha mandato. Allora cominciamo con Graziella, che aveva mandato I figli di nessuno. Sì. Allora la leggi e non penso che avremo tempo di soffermarci tanto perché l'ora è tarda. Va bene. I figli di nessuno. Giocano alla pace i figli di nessuno, ma l'odio incalza, fa rumore e l'anima sente. Il cielo agli occhi è un mistero. Giorno e notte sanno di buio. Quanta miseria nei brandelli dell'anima che troppi hanno saccheggiato. Lo sguardo è muto, le mani vecchie, il volto invaso da una notte senza sera. Una pena eterna è scolpita nel calcio ad una pietra. L'infanzia mai vissuta, quell'attimo donato che mai sarà, se mai è stato. Anche qua c'è l'antitesi che mai sarà, se mai è stato. Vuoi dirci qualcosa brevemente, purtroppo? Sì, molto brevemente, perché come dici tu le poesie non si commentano, i figli di nessuno non sono delle persone specifiche. In questo momento storico penso ai bambini e alle persone che soffrono nei luoghi in cui c'è la guerra. Ecco, i figli di nessuno sono quelli che sono orfani di adulti che pensano a costruire il futuro per loro. Ogni bambino avrebbe diritto ad un adulto, ogni generazione avrebbe diritto ad una generazione precedente che gli lascia un mondo almeno uguale a come lo ha ricevuto. Ecco, i figli di nessuno sono coloro che non hanno gli adulti che pensano al loro futuro, soprattutto nei momenti tragici dei luoghi tragici della guerra. Ecco, l'infanzia, un dono prezioso, viene irrimediabilmente compromesso perché nessun bambino può vivere l'infanzia nella guerra. Infatti uno dei versi più significativi è proprio questa infanzia mai vissuta, è quella che lasciamo a tanti bambini. Meriterebbe tanto, ma passiamo intanto ti ringrazio Graziella, passiamo Grazie a voi.
Elisabetta che ci legge la sua seconda poesia. Il titolo è Nebbia nella nebbia. Sì. Mi guardi, ma non mi vedi. Cammino accanto a te e ti prendo per mano. Ogni giorno. Passeggiamo lungo il viale ormai spoglio dei colori dell'autunno. Una nebbiolina leggera si avvolge e si insinua nelle nostre ossa. Le tue sono scarne. Sei dimagrito tanto. Non ti volti mai verso di me e farfugli parole incomprensibili, parole gettate al vento, alle quali io cerco di carpire un significato, un ricordo, un progetto. La nebbia scende sempre più fitta, pur essendo così vicini non riusciamo a vederci. Ti stringo più forte la mano, finalmente mi guardi. I tuoi occhi brillano come stelle nel cielo nero. Voglio credere che tu mi abbia finalmente riconosciuto, ma questa nebbia ti ha invaso e si è impossessata del tuo spirito. È sempre più compatta e io svanisco ancora una volta dal tuo mondo. Bellissima, molto, molto dura. La nebbia che è nebbia reale ma diventa nebbia metaforica, simbolica. Vuoi dirci due cose? Si capisce però. È una nebbia dell'Alzheimer, diciamo, della dimensione senile che purtroppo offusca il rapporto simbolico fra un padre e una figlia, tra un marito e una moglie. È un tema che mi ha toccato molto da vicino perché ho avuto diverse esperienze in questi anni che purtroppo segnano. Quindi è una metafora della nebbia, però della nebbia del cervello, della testa, della mente, dello spirito di chi sta vicino. E questa difficoltà di vederci, anche se siamo vicini mano sulla mano, è una triste realtà che tu dici hai vissuto, ma in tanti abbiamo vissuto, ed è un problema molto, molto grave anche questo. E anche questa poesia meriterebbe tanto, avevo sottolineato tante parti, però il tempo è volato per me, è stato veramente un piacere parlare con voi e vi ringrazio per tutto quello che ci avete detto e che ci avete dato. Grazie. Grazie a te, gentilissima, grazie mille. Grazie a te e alla tua sensibilità. Grazie mille. Alla prossima. Alla prossima. Buonasera. Buona serata. Buonasera a tutti. Ciao. Quando non riesci a dormire, ninna nanna, ninna na, ninna na.